A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di domenica 27 settembre con il Gran Premio Continentale ovviamente, ma non solo, c'è anche il Memorial Gasparetto e il Criterium Arcoveggio. Si parte con la prima batteria del Memorial Gasparetto, Zimajet Zoello. Scusate, questa è la seconda. Prima prova con Donatello Sisu, Viperina Spin, è ritirato Ultras Griff, Zimica, Pocahontas Diamant e Vesna. Favori per Pocahontas Diamant che parte fortissimo, mentre Vesna cerca di accodarsi subito in seconda posizione. Vi ricordo che passano i primi 4. In vantaggio Pocahontas su Vesna. In terza posizione c'è Donatello davanti a Zimicab, poi Viperina e Zimicab a chiudere. Intanto 14 per i primi 200 di gara, con Pocahontas che ora provvede subito a rallentare l'andatura, si trascina Vesna e quindi ora c'è la mossa di Zimicab dalla coda del gruppo. Avanza Antonio Di Nardo, si profila su Vesna. Intanto 29,8 per i 400 e 600 che se ne vanno nell'ordine del 46. Ma sicuramente stoppato Alessandro Gocciadoro una volta al comando con Pocahontas. Si trascina Vesna, all'esterno Zimicab che va ad avvicinare la battistrada, completa il giro in 1 minuto e 5 decimi. Più indietro Donatello Sisu e Viperina Spin completano il quintetto, orfano di Ultras Griff. Intanto ci avviciniamo al chilometro con andatura sempre abbastanza ridotta. Pocahontas lo percorre in 1:15,3. Vesna in scia, poi all'esterno rimane Zimicab, ancora Donatello Sisu e Viperina Spin a 500 dal palo. Non cambia nulla tatticamente, con in vantaggio Pocahontas, Zimicab che si impegna all'esterno, Vesna alla corda. Il paletto ora in 14,4. Siamo a 350 dalla conclusione. Zimicab cerca di andare in pressing su Pocahontas Diamant che va ancora abbastanza facile, mentre Vesna è a contatto, gli altri si distaccano. Completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, Pocahontas in vantaggio, Zimicab e Vesna alle sue spalle. Insiste Zimicab su Pocahontas che però allunga in scioltezza. Nel finale Pocahontas Diamant su Vesna e al terzo Zimicab, mentre il quartino per la finale lo conquista Viperina Spin battendo Donatello Sisu 1:13,4, cioè 28,3 per i 400 conclusivi. Successo netto per Pocahontas Diamant che ritorna così alla vittoria. Alessandro Gocciadoro in sediolo. Comincia al meglio il pomeriggio, primo e secondo posto con Pocahontas Diamant e Vesna. Andiamo a rivedere le fasi finali. Il successo netto per Pocahontas, il secondo per Vesna, al terzo Zimicab, più indietro Viperina Spin coglie il quarto per l'accesso alla finale.